Ecco, buonasera, benvenute e benvenuti a tutte e a tutti voi. Oggi è con grandissimo piacere che vi presento Guillaume Casgrain dell'Università di Grenoble-Alpes, coorganizzatore di questo ciclo di seminari insieme a me, alla professoressa Martina Franca, al professor Giovanni Maria Fara. E Guillaume, che ringrazio infinitamente per essere qui con noi, è venuto fino a noi appunto da Grenoble, è professore ordinario di storia dell'arte moderna, è membro del laboratorio Lara, lavora sulla pittura del Rinascimento italiano, ma anche sulla teoria dell'arte, con un'attenzione particolare per Venezia, è autore di numerose monografie, una che ricordo molto caramente dedicata a Tintoretto del 2010, un'altra a Michelangelo, lavora anche sul tema della visione, représenter la vision, figuration des apparitions miraculeuses dans la peinture italienne del 2017. Poi non possiamo non ricordare i suoi studi su Barthes, su Steinberg, su Klein, e attualmente sta lavorando a una monografia dedicata al rapporto di Tiziano con l'animale, che si intitola Titien l'animal, che pubblicherà molto presto, e poi su un insolito dettaglio che appare nella pittura moderna e anche contemporanea, cioè le scarpe abbandonate qui e là, quasi a postilla, e naturalmente non vediamo l'ora di leggere anche questo volume. Per quest'ultima sessione Guillaume Casgrain ha deciso di tornare sulla questione del manierismo come oggetto teorico e forse è più giusto dire come sintomo del discorso dello storico dell'arte. A partire da testi generali dedicati alla pittura veneziana del Cinquecento e dalle monografie dedicate a Tiziano, Guillaume cercherà di interrogarsi su come a Venezia sia stata pensata, il caso del manierismo sia stato pensato come in maniera direi assolutamente particolare e come le nozioni di stranezza, strano, straniero vi giochino un ruolo importante che potrebbero essere espressione di una crisi che assume una forma storica e geografica. Io non rubo ulteriore tempo a Guillaume Casgrain, gli lascio subito la parola e lo ringrazio perché Guillaume, oltre ad essere venuto fino a noi da Grenoble, ha anche deciso di intervenire in italiano per rendere più semplice per tutti la possibilità di seguire il suo discorso. Grazie ancora. Grazie Valentina. Ricominciamo da capo. Riprendo il dibattito che si è svolto nelle precedenti sessioni di questo seminario su un tema che abbiamo affrontato in modi diversi: approccio storiografico, contestuale, iconografico, generico. Sessioni in cui spesso siamo tornati su punti critici che sembrano ripetersi all'infinito. Questo sarebbe senza dubbio un sintomo del manierismo. Il manierismo impone ripetizioni infinite, ripetizioni che non hanno fine. Inoltre è stato spesso definito da un punto di vista estetico, come un esempio, come un'arte della ripetizione, della citazione. Parlare di manierismo non è altro che una ripetizione, una ripresa, una redite incessante che non sembra trovare la sua fine. Quando si sente parlare di manierismo spesso si grida "oh no, non ancora", e quindi lo riprendo, ancora. Per concludere il nostro seminario riprenderò alcuni dei punti esposti da Michel Hockman nella prima sezione sulla storiografia del manierismo, ma mi concentrerò sulla questione lessicografica, sulla questione del vocabolario utilizzato dagli storici dell'arte per parlare del manierismo. La maggiore parte degli scritti sul manierismo comporta quasi necessariamente una sintesi delle ipotesi o delle definizioni già formulate, siano esse formali o storiche. Un esempio nell'articolo di Essel Mediema. Parlare del manierismo, e questa è una delle sue singolarità, significa parlare sistematicamente dei discorsi
già tenuti sul manierismo. E questo per seguire le ipotesi avanzate o per criticarle, per descrivere gli elementi formali e non che permettono di definire il manierismo, confermare l'esistenza o negarne la realtà. Sherman, nelle primissime righe del suo manierism, rende esplicito questo concetto, e lo cito. Each author must define his term and justify the way he uses it, not as an academic ritual, but so that the reader may make up his own mind about where it goes right and it goes wrong. L'elenco sarebbe lungo di queste valutazioni storiografiche che si possono trovare in libri o articoli sul manierismo. Parlare di manierismo significa sempre parlare di storia dell'arte e del discorso degli storici dell'arte. Ritorniamo sempre agli stessi nomi, Friedberg, Smith, Briganti, Pinelli, Sherman. E di fronte a questo elenco di nomi sempre uguali, gli storici dell'arte indicano spesso una fonte originale che gli altri non avrebbero utilizzato e che permetterebbe loro di uscire da queste ripetizioni. Giorgio, ad esempio, ha suggerito il testo di Robert Williams. Giulio Briganti, nel suo manierismo italiano, segnala il breve articolo di Francesco Arcangeli su uno dei suoi precedenti libri su Tibaldi, con il rammarico che non sia conosciuto e integrato nella bibliografia sul manierismo. Daniel Arras, nel conto suo In Renaissance manieriste, propone di seguire il testo di Robert Klein, L'art et l'attention technique, che secondo Arras, e cito, n'a pourtant pas été utilisé par les historiens de l'art. Così, anche quando cerchiamo di uscire dalla ripetizione, ci ripetiamo formule consolidate, ripetiamo le regole di un discorso preesistente. Il ritorno al manierismo ci permette non solo di mettere in discussione l'attualità di questa nozione, ma anche di mettere in discussione teoricamente la storia dell'arte come disciplina storica ed estetica e attraverso le deviazioni del lessico di mettere in discussione la sua impensabilità. Potrei anche parlare di repressioni, visto che la psicoanalisi è così presente in particolare con queste nozioni di crisi, tensioni psicologiche, malinconia suicida, che ricorrono così spesso quando si parla di pittori manieristi e del manierismo in generale. Questo tipo di condivisione si ritrova negli scritti sulla pittura veneziana, in particolare nella descrizione di Tintoretto, il cervello più terribile, e delle sue esplosioni psicologiche che gli conferiscono un posto speciale nello sviluppo naturale della pittura veneziana. Il legame tra gli scritti di Freud e gli studi sul manierismo, e il manierismo può essere visto come un'invenzione della psicoanalisi freudiana, dovrebbe essere approfondito. Il fatto che i primi scritti sul manierismo provengano dalla critica tedesca spiega in parte questa parentela intellettuale. L'esibizionismo, ad esempio, che Freud nota nel Mose di Michelangelo, si ritrova nelle categorie estetiche utilizzate dagli storici dell'arte per definire il manierismo. Lo stylish style di Sherman o lo showpiece che Hauser vede nella Trasfigurazione sono esibizioni esagerate di stile. Anche l'Unclassical di Gombrich è vicino all'Unheimlich di Freud. Tornerò su questa possibile connessione con i termini stranezza, strano e straniero nella conclusione. Non voglio proporre oggi una conclusione che eviti queste ripetizioni, non sarai in grado di farlo, ma al contrario, per aprire il dibattito che seguirà, vorrei soffermarmi su queste ripetizioni per interrogarmi sul manierismo non come possibile oggetto storico, valido o meno, ma sul manierismo come oggetto teorico, che ci permette di capire meglio certe posizioni teoriche per l'appunto o addirittura ideologiche della storia dell'arte. E più precisamente, guardando al lessico che è stato usato
alle parole scelte per definire storicamente il manierismo e per darne una descrizione formale. Un progetto che Jean-Claude Liebenstein aveva immaginato per il fauvismo e che, come lui stesso disse, potrebbe essere applicato anche al manierismo che pone anche problemi tassonomici che sembrano così rivelatori della disciplina della storia dell'arte. Cito questo testo intitolato Sol, che all'epoca fu dichiarato non pubblicabile. Cito Liebenstein. Ainsi, l'histoire de l'art repose-t-elle sur la différenciation, c'est-à-dire le classement. C'est à ce titre qu'elle est une science croupissante. Elle s'est enlisée dans les catégories historico-esthétiques. Issue de son activité classificatoire, elle ne peut s'en dégager et atteindre au statut théorique de science de l'art. Pourquoi ? C'est peut-être que son activité de classement est incorrecte, qu'elle élabore des catégories non pertinentes ou pis, douteuses. Celle-ci admise, impossible de se débourber, c'est le naufrage dans la mare. Vediamo fino a che punto possiamo annegare. Il problema lessicografico e tassonomico che accompagna la storia dell'arte, le categorie utilizzate per giustificare storicamente attraverso il contesto sociale e politico e o esteticamente il manierismo riguarda in generale la classificazione per periodi che ancora oggi struttura la storia dell'arte e ne dà addirittura la ragione il fatto che sia possibile fare una storia dell'arte. Questa classificazione storica si basa su descrizioni formali, sull'identificazione di tendenze stilistiche, ma può funzionare anche in modo opposto, analisi formali che danno ragione di una classificazione storica. Il libro di Sherman, pubblicato in una raccolta intitolata Style and Civilization, lo chiarisce con una prima parte sulle definizioni stilistiche del manierismo e una seconda parte che mostra i legami di queste produzioni artistiche con una cultura. Cito Sherman. The works of art described in the previous chapter must obviously have been created in and for cultural world with ideals remote from our own. Si noti l'obviously, ovviamente. Ma come il manierismo sembra chiarire, una certa storia dell'arte non può essere compresa senza un elemento di teoria. Questa è probabilmente la caratteristica più sorprendente del manierismo. Rendere evidente la resistenza della storia dell'arte accademica alla teoria, una teoria che non ha nulla a che fare con il lavoro di classificazione storica. Il manierismo non può, nemmeno in una semplice discussione storica, fare a meno della teoria. La questione dell'anacronismo, che ha spesso alimentato il dibattito sul manierismo, in particolare con Hauser e la sua apertura del concetto all'arte contemporanea, ne è la prova migliore. Rifiutare il termine anacronistico di manierismo a favore di maniera è una delle risposte spesso date per evitare l'anacronismo e fare a meno della riflessione teorica. Il manierismo, e forse ancora più chiaramente il manierismo applicato a Venezia, rende tutto ciò molto chiaro perché sì, un termine che designa un periodo, ma che dipende da una certa concezione estetica e metodica a priori. O, per dirla diversamente, analisi formali, quindi l'uso di un vocabolario particolare che si distingue da un altro tipo di vocabolario più concettuale o storico, che rivelano una storia a priori. John Sherman, nelle prime pagine del suo Mannerism, riconosce questo aspetto, cito: "The problem of defining the term mannerism is first of all a problem of method." Non si tratta solo di definire metodicamente i termini che potrebbero delimitare l'uso della parola manierismo, ciò che Sherman chiama the limits of the field, ma anche una questione di posizioni teoriche della disciplina stessa, dei pregiudizi teorici e ideologici.
Cosa si intende per contesto, cosa per influenza, cosa si riserva alle forme o ai contenuti. La proposta di Robert Klein, ripresa da Daniel Arras, è pertinente per quanto riguarda la natura del manierismo. Non un movimento storico, ma una categoria critica che può essere estesa oltre il Cinquecento come si può estendere un concetto. Un'idea che potrebbe essere utile per il nostro oggetto veneziano e che Paluchini difende in parte. Parlare di manierismo veneziano significherebbe vedere in esso non un'evoluzione positiva o negativa della maniera moderna, ma una fase critica della storia della pittura locale che si stava costituendo e la consapevolezza di una storia a sé stante che si stava scrivendo. Il manierismo è anche l'epoca dello sviluppo della letteratura artistica e con le vite da Vasari in particolare della necessità di organizzare un discorso storico. Klein pensa quindi al manierismo come a un modo di ripensare il patrimonio e a un mezzo per confrontarsi con la storia in modo diverso. Il modo in cui Tiziano ripensa alcuni dei suoi dipinti definiti manieristi è abbastanza rivelante per sostenere questa idea di rilettura critica, di scrittura e riscrittura della storia. Dall'incoronazione di Spine di Milano a quella dipinta anche qualche anno dopo, Tiziano intende non solo riprendere una composizione vecchia, c'è una questione di forma o di stile, ma anche proporre un nuovo modo di considerare la storia del suo arte e più in generale quella della pittura veneziana. La pittura manierista sarebbe quindi la pittura di Monaco perché propone un recupero stilistico della versione del Louvre e manifesta così la consapevolezza di Tiziano della storicità della sua arte. Paluchini vede lo sviluppo dello stile successivo di Tiziano come in conseguenza del manierismo. Anche le rielaborazioni di schiavoni di dipinti di Tiziano potrebbero essere intese in questa luce. Il manierismo non è un momento storico, ma una categoria critica. Una delle manifestazioni più evidenti di questo legame tra la dimensione storica e quella teorica si trova negli infiniti cambiamenti del termine manierismo, nei sinonimi che vengono utilizzati per dire ciò che il termine manierismo sembra già dire. Per definire formalmente il manierismo o per delimitare cronologicamente la sua epoca storica di influenza, gli studi sul manierismo non hanno smesso di proporre sinonimi più o meno equivalenti. Un termine, manierismo, che sembra chiaro, più o meno stabile, ma che è anche vago, mutevole nei criteri scelti per definirlo. Un termine che non tiene il suo posto a lungo nel discorso dello storico dell'arte. Non citerò tutti i termini inventati per esprimere questa difficoltà di dire, ma mi limiterò a ricordare i più noti a titolo di esempio. Manierismo è quindi un anticlassismo, un antirinascimento o per Gombrich un classical. Anche per Hauser si tratta di un rinciamento ma in crisi o per una percezione più positiva, come per Arras, di un renaissance manieriste. Nel suo Painting in Italy, Friedberg propone il termine post-classical experiment per definire la comparsa dei primi elementi del manierismo nell'Italia centrale. Ma il manierismo è anche barocco. Il barocco è associato anche ad altri termini come proto-barocco o pre-barocco. Queste deviazioni attraverso il barocco sono frequenti nella letteratura specializzata. Weiss parla di orientamento pre-barocco. Anche Sherman concorda sull'esistenza di una parentela tra manierismo e barocco. Il barocco è da un punto di vista stilistico una maturazione del manierismo. Sherman insiste sul fatto che
cito Sherman, the element of continuity in the relationship of Mannerism and Baroque can be illustrated ad nauseam. Sherman vede anche un'altra possibilità di metamorfosi lessicale del manierismo. Il manierismo può essere un certo gotico, cito Sherman, that are real between Gothic and Mannerist art depend upon the extent to which both were courtly. Così come si può parlare di un proto-barocco, nel manierismo ci sarebbe un post-gotico o, secondo Sherman, un late gothic, e quindi a livello di vocabolario che si collocano il dibattito e le questioni principali del manierismo, come pensato dalla storia dell'arte. Per questi problemi di cambiamento lessicale dovremo anche considerare la questione della lingua, delle lingue straniere, più a lungo di quanto non abbia fatto per mancanza di tempo. I termini non sono equivalenti da una lingua all'altra, non sono nemmeno traducibili e hanno storie diverse nei vari paesi. Volevo parlare in italiano nonostante il mio scarso italiano, ma per facilitare la comprensione del mio discorso, ma il mio desiderio principale era quello di parlare in francese per far sentire questo problema dell'intraducibile che è alla base del manierismo e che fa sì che non si parli mai della stessa cosa da una lingua all'altra. Il termine manierismo usato dai francesi non è equivalente all'italiano manierismo, che è più strettamente legato alla maniera e alle nozioni stilistiche ad essa associate. Anche il manierismus non è simile al mannerism. Nella bella maniera di Antonio Pinelli, senza che questo sia realmente sviluppato teoricamente dall'autore, troviamo questa domanda nel titolo del suo terzo capitolo, che descrive non solo le diverse fasi storiche della ricerca sul manierismo, dall'inizio del Novecento agli anni 50, ma anche il passaggio da una lingua all'altra, dal manierismus al mannerism, è il titolo del capitolo di Pinelli. Questa impossibilità di traduzione si ritrova nelle definizioni date da alcuni, come Friedberg, che parla di mannerism ed anche di Heit-maniera o di counter-maniera, e dove l'italiano dialoga con l'inglese, dimostrando che c'è qualcosa di intraducibile nella definizione di manierismo. La traduzione del libro di Giuliano Briganti in francese evidenzia proprio questo problema con il passaggio del titolo originale di maniera, la maniera italiana, a manierisme, le manierisme italien. Queste questioni mostrano che il termine generico di manierismo copre in un'ultima analisi una serie di altri termini che variano costantemente il significato della parola e le ragioni del suo utilizzo. In questo vocabolario mutevole troviamo anche una sorta di balbezio in cui il termine manierismo viene ripetuto per definire qualcosa di singolare che il termine da solo non permette di dire. In Friedlander, ad esempio, leggiamo mannered mannerism. Sherman parla di un mannerism's maniera. Il suo famoso stylish style è una delle più note di queste ridondanze. Friedberg, d'altra parte, propone stylized style e Klein parla di style stylistic. Si può citare un'altra formula di Robert Klein che ripete anche essa un termine come miglior definizione di ciò che può essere il manierismo, un art de l'art. C'è anche molto da dire sul possibile manierismo degli stessi storici dell'arte, nel loro modo di scrivere, nel loro modo di spiegare i problemi storici posti dal manierismo. Si trovano regolarmente metafore, spesso contorte, dove lo stile prevale sulla sostanza. Per la storia dell'arte veneziana, la questione della definizione appare altrettanto complessa. Friedberg, nel descrivere le opere del Pordenone ad Aviano, parla di un post-classicism. Poi, quando lo stile del Pordenone si affermò, in particolare nella decorazione della Cappella Malchiostro, Friedberg parlò di una tendenza barocca, cito Friedberg.
There is a baroqueness in the Pordenone result not only from the aggressiveness in it of illusion, but from its hyperbole. Quando la storia dell'arte cerca di definire non solo le caratteristiche formali del manierismo, ma anche i suoi sviluppi storici e di delimitare particolari fasi cronologiche, le premesse del manierismo, il suo apogeo, il suo declino, la storia dell'arte ricorre ancora una volta a invenzioni terminologiche che per la loro molteplicità mostrano la natura sfugante del manierismo e il problema lessicale che esso pone. La prima fase del manierismo è spesso definita come legata al Rinascimento alto, Haute Renaissance in francese o High Renaissance in inglese, dando origine a molti sinonimi. Sherman parla di manierisme rampant, riferendosi alle produzioni di Pontormo degli anni '20. Chastel parla di un premier manierisme o di una fase sperimentale, termine che ricorre spesso e che viene regolarmente utilizzato in un ambito veneziano per descrivere la natura transitoria del manierismo. Per il periodo dal 1520 al 1535, Friedberg parla di post-classical experiment per designare la first maniera. Poi, quando si riferisce all'opera degli allievi di Raffaello dopo la sua morte, per descrivere il lavoro di Perino del Vaga o del Parmigianino a Roma, parla di experimental phase of manierism. L'elenco di queste invenzioni lexicografiche potrebbe continuare, ma mi limiterò a questi termini ambigui di sperimentazione e di post-classicismo, perché hanno giocato un ruolo importante nel modo in cui gli storici dell'arte hanno cercato di parlare del manierismo veneziano. Friedberg, di nuovo, a disagio come altri con il problema posto da Venezia, isola alcuni pittori dell'Italia del Nord, Pordenone e Lotto, per farne dei post-classical innovators. Questi pittori, Friedberg parla anche di Correggio o Dosso, sono gli equivalenti in North Italy dei pittori fiorentini e romani dello stesso periodo, ma appartengono alla experimental phase of Central Italian manierism. Nell'Italia settentrionale, Friedberg parla di un post-classic che sarebbe l'equivalente romano del manierismo. Strano, a dir poco. Nel suo Sac de Rome, Chastel ricorre a un'altra forma di illusione proponendo lo stile clementino per designare questo primo manierismo romano, che è il sottotitolo del suo libro. Anche le fasi successive sono definite da invenzioni lessicali molto varie, con la Haute Maniera di Friedberg, la fioritura della maniera italiana di Briganti, termine ripreso in italiano nell'opera di Arras, o ancora la Bella Maniera, che i francesi hanno spesso privilegiato per evitare i problemi posti dal termine manierismo, come esempio la mostra su Salviati. Arras, con una formula efficace, parla di Renaissance manieriste per mostrare la continuità storica tra questi due momenti. Per l'ultima fase troviamo una serie di termini complessi dovuti alle diverse letture, positive o negative. La late maniera, la counter maniera di Friedberg, l'antimanierism di Friedlander o l'antimaniera di Pinelli e così via. In questa lunga e imponente tradizione critica sul manierismo, il caso di Venezia in particolare pone il problema del manierismo in modo forse più acuto. Il manierismo è un momento separato del Rinascimento, così come Venezia è separata dal resto d'Italia. Studiare il manierismo a Venezia o il manierismo veneziano, su cui torneremo nel corso della discussione, rende ancora più evidenti i problemi epistemologici generali che il manierismo pone alla storia dell'arte. Se il concetto di manierismo pone un problema alla storia dell'arte, che ne riconosce la realtà storica ed estetica, o al contrario ne rifiuta la rilevanza, e molti storici
dell'arte come David Franklin non esitano a segnare in una storia generale della pittura fiorentina del Cinquecento una rottura totale con il manierismo. Questo libro si apre con la città di Pontormo. Il manierismo è ancora più problematico per il caso veneziano. A differenza di altri centri artistici, il manierismo non è quasi mai studiato in modo specifico. La mostra di Parrucchini, da Tiziano al Greco, è un'eccezione che non è stata più corretta, mostrando la resistenza che questa questione storica pone al caso veneziano e agli storici dell'arte specializzati nella pittura veneziana. L'esclusione di Venezia nella storia del manierismo sembra riprendere la tradizionale e ancora in parte accettata opposizione tra Venezia e il colorito e il disegno della pittura toscana e romana. Mentre molti autori, Friedberg, Pinelli, Arras, hanno insistito nei loro libri sul manierismo su un uso innovativo del colore. I testi sul manierismo si basano talvolta su questa singolarità estetica per spiegare la scarsa influenza che il manierismo ebbe sulla produzione veneziana. Friedberg, come altri, vede nel tonalismo di Giorgione, che Tiziano continuò negli anni 20 e 30 del Cinquecento, una ragione della resistenza ai modelli manieristi. Friedberg spiega che Tiziano dialogava con lo stile post-classico più che con le prime opere manieriste, che erano comunque contemporanee. Il martirio di San Pietro, che egli prende come esempio, non segue le innovazioni manieristiche, in particolare quelle che il Pordenone era in grado di proporre all'epoca, e Friedberg nota che il progetto del Pordenone per il concorso per la Pala di San Giovanni Paolo è, cito Friedberg, moderated per adattarsi al gusto veneziano. Tizio nel martirio di San Pietro dialoga con il classical dramatic mode scoperto nelle stanze di Eliodoro. L'altro argomento che viene spesso utilizzato per tenere Venezia lontana dalla storia del manierismo è la condanna di Dolce delle sconvenienti stravaganze formali di Michelangelo e dei suoi seguaci. Venezia, attraverso i suoi poligrafi, sarebbe stata una critica precoce degli errori del manierismo romano e avrebbe difeso uno stile classico che non aveva nulla a che fare con queste stravaganze. Gli storici dell'arte si sono sempre trovati a disagio con il caso veneziano nei loro studi generali sul manierismo e nei loro libri sulla pittura veneziana del Cinquecento. Peter Humphrey, nel suo Painting in Renaissance Venice, parla, come molti altri, di una esperienza manierista che trova posto nell'ultimo capitolo dedicato al tardo Rinascimento e che considera marginale e passeggera. Michel Hauckmann, nel suo Venise et Rome, intitola un capitolo Une crise manieriste come un punto interrogativo che però trova subito una risposta negativa. Gli storici dell'arte spesso rifiutano il manierismo spiegando che non poteva svilupparsi per via della resistenza della cultura locale. Le argomentazioni stilistiche si mescolano a quelle storiche e contestuali che tuttavia si assomigliano nella logica e nel lessico utilizzato, in particolare quello di crisi, che suggerisse una rottura puntuale con il normal corso degli eventi. Pinelli riconosce quindi che il caso di Venezia è particolare perché, cito testualmente, la norma classista era molto più radicata nella loro cultura. Questa tesi di un corso regolare dell'ideale classico a Venezia è molto comune nella letteratura critica. Anche se il caso veneziano rimane generalmente marginale negli scritti sul manierismo, a volte, come nel testo di Weiss, nelle prime 6 pagine dello suo studio per descrivere la norma classica così presente a Venezia in contrasto con la ricerca manieristica contemporanea. Cito questa pagina, anche per il loro l'opposizione entre
l'Assunta e la Pala di Pontormo, anche per il loro carattere coloristico, imbevuto di serenità rinascimentale, nel contempo più affine al pittoricismo barocco nel caso di Tiziano, pieno di contrasti e di disarmonie nella Pala del Pontormo. Anche John Sherman interpreta Venezia come a center of resistance, in cui was primarily dedicated to the further exploration of the expressive and naturalistic aspect of Renaissance art in a direction that leads more directly than mannerism to an artist such as Rubens. Questo legame continuò tra il primo Quattrocento e Rubens nella pittura veneziana è un luogo comune nella letteratura critica. Michel Hauckmann lo utilizza per dimostrare che Tintoretto non è un manierista e che anticipa in parte l'arte di Rubens. Nelle poche pagine che Humphrey dedica al manierismo veneziano, finisce per affermare che esiste un'innegabile incompatibilità con l'arte manierista a Venezia e utilizza come argomento la vittoria di Veronese nel concorso per il subito della Biblioteca Marciana. Briganti non fa eccezione alla regola. Dopo aver dimostrato che il manierismo si stava sviluppando in tutta Italia e in Europa, solo Venezia resisterà a questo orientamento stilistico. Arras, con la sua idea di renaissance manieriste, è uno dei pochi a integrare Venezia e i suoi pittori nel manierismo. Un capitolo del suo libro intitolato Venise e le manierisme e non segue la tradizione della crisi o della parentesi sperimentale. Arras si basa sull'idea di Klein e Palocchini di una fase critica che permette di ripensare i codici estetici della pittura locale. Lo cito, Arras. On ne saurait reporter au seul maniérisme l'ensemble des mutations individuelles et collectives qui se font jour à Venise. Il n'en reste pas moins que dans les années 1540, le maniérisme a révélé conjointement aux Vénitiens la force de la tradition picturale et ses limites par rapport à ce que constituait la modernité de la peinture. Arras fa di Tintoretto colui che ha dato forma al vero manierismo veneziano, che definisce le più profondément vénitien. Secondo Arras, che segue le analisi di David Rosand, Tintoretto rompe con la tradizione locale di scrivere le figure su un piano, le mosaici di Tiziano a Bellini a Tiziano, in un gesto che può essere descritto come manierismo critico. Arras propone diversi termini per definire questo manierismo specificamente veneziano. Per Tintoretto parla di venezianità du manierisme, o di manierisme chrétien, o per Greco di un manierisme visionnaire. Il Greco, iscritto da Arras nella tradizione iniziata da Palocchini, rappresenterebbe una conclusione della grande avventura del manierismo italiano nella sua accettazione veneziana. In questo virulente dibattito sulla possibilità di un manierismo veneziano, incontriamo strategie di aggiramento e spostamento che permettono di rendere conto della presenza di opere manieriste a Venezia, ma che non riescono a trovare un eco favorevole e non esercitano un'influenza durata sui pittori della città. Il manierismo veneziano viene spesso ridotto alla presentazione delle produzioni di artisti toscani o romani a Venezia, Salviati o Vasari, e quindi all'accettazione dell'idea di un manierismo a Venezia che non va confuso con un possibile manierismo veneziano. Il manierismo è spesso presentato come estraneo allo spirito veneziano e come prodotto dagli stranieri. Nella letteratura critica si assiste a un sorprendente schivoramento, un glissement, dal termine stranezza, usato come sinonimo di manierismo, la stranezza delle pose, allo straniero. Lo straniero a Venezia è infatti estraneo e non riesce a cogliere la singolarità della lingua locale,
Gli esempi specifici sono molti, ma mi limiterò al caso esemplare di Sebastiano. Friedberg tratta il caso di Sebastiano in modo interessante per questa specifica questione. Sebastiano, come altri pittori già attivi nel decennio precedente, è già stato trattato da Friedberg nel suo capitolo dedicato al periodo, ma già inserito nella sezione su Roma, Painters in Rome. Qui Friedberg spiega il cambiamento dello stile di Sebastiano in termini che vanno sottolineati con precisione. Cito Friedberg. It was nevertheless inescapable that Rome should demand a new orientation of Sebastiano as of any foreigner, sottolineo proprio questo termine di straniero, who came to practice there. E aggiunge, it was to be expected that longer residence in Rome should turn Sebastiano more toward a Roman style, while Venetian quality should diminish in comparison or be translated into some equivalent in Roman speech. La questione della lingua che Friedberg solleva è sintomatica di una certa lettura del manierismo e la traduzione in un'altra lingua straniera è interessante anche perché si ritrova quasi sistematicamente negli scritti sull'esistenza possibile di un manierismo veneziano che tradotto sarebbe in realtà la lingua di un altro. Sebastiano diventa estraneo alla sua cultura d'origine, piegandosi alle regole estranee del manierismo romano. Un altro modo di spostare il problema del manierismo veneziano è quello di definire i pittori che operano in ambito veneziano come fondamentalmente estranei alla città. Friedberg, ancora una volta, ne dà una formulazione esemplare. La distinzione tra Venezia come centro e la sua periferia è spesso usata per tenere a bada queste espressioni veneziane del manierismo. Nel suo breve capitolo sulla crisi del manierismo, Humphrey discute alcune opere come prova di questa possibile influenza, ma è attento a sottolineare che si tratta sempre di opere estranee a Venezia e quindi difficilmente assimilabili alla storia della pittura veneziana. Per esempio, sceglie Giove Edio di Paris-Bordone, uno di questi pittori problematici, che secondo lui fu realizzato, cito Humphrey, in modo significativo durante un soggiorno alla corte francese. Anche nel testo di Friedberg ritroviamo questa tattica di immaginazione degli artisti manieristi che ebbero un ruolo a Venezia. Il Pordenone è forse il caso più problematico nella storia della pittura veneziana, che non vuole sentire parlare di manierismo. Friedberg colloca Pordenone e Lotto tra i post-classical innovators in North Italy. Perifericità geografica e itineranza sarebbero argomenti che permetterebbero a pittori veneziani come Lotto, ad esempio, di affermare la possibilità di un manierismo veneziano, ma al margine. Una marginalità che sarà insieme estetica e geografica. E la stessa scelta fatta da Humphrey come una sezione intitolata Lotto and Pordenone in Venice, che si distingue nel suo racconto storico. Il provincialismo è un argomento per diluire l'influenza manierista sulla pittura del centro veneziano. Le prevedibili argomentazioni sulla lingua e sulla distinzione che si potrebbe fare tra una lingua nobile, quella di Venezia, e una lingua dialettale per i pittori manieristi delle periferie veneziane si ritrovano in questo tipo di classificazione. La critica spesso mossa a Tintoretto basa su questo stesso criterio di difficile assimilazione della lingua nobile. Mi riferisco a quanto detto a proposito della sua attrazione per le forme teatrali popolari e improvvisate, che si rifletterebbe nel suo modo di dipingere.
L'argomento di uno strano ricorso a modelli stranieri che offuscano l'omogeneità di uno stile italiano è presente nelle critiche di Vasari all'opera della Certosa di Pontormo. Pontormo introduce un elemento eterogeneo al linguaggio fiorentino attraverso i modelli tedeschi di Dürer. La pittura di Pontormo alla Certosa è strana ed estranea perché viene da altrove, dall'arte tedesca di Dürer. Lo stile straniero qualifica ancora oggi la nozione di manierismo critico negli scritti degli storici dell'arte. Erwin Panofsky ripete questa sorprendente confusione, cito Panofsky: ciò che è vero per gli affreschi del Pontormo è vero anche per la discesa di Cristo al lembo, dipinta del pittore senese Beccafumi. C'è lo stesso raddoppio dell'intensità e un'analoga tendenza alla dissoluzione pittorica a scapito dell'equilibrio, della chiarezza e della coesione plastica. Anche questo dipinto è chiaramente influenzato da un'incisione di Dürer. Un modello estraneo rompe l'equilibrio e la coesione dell'opera. Questa critica è un luogo comune negli studi sul manierismo a Venezia. John Sherman riprende questo topos spiegando gli aspetti a volte strani, goffi o violenti dei dipinti di Correggio, Lotto e Pordenone, con il gusto condiviso da questi artisti così diversi per l'espressività delle incisioni del Nord, di Luca di Leda, Dürer o Schongauer. Gli aggettivi utilizzati per descrivere le invenzioni formali di questi pittori ricadono spesso in una critica del gusto e persino del buon gusto in cui prevale la norma. Friedberg non esita a parlare della volgarità del Pordenone come se fosse una categoria descrittiva. Lo cito in relazione alla decorazione di Cremona. The Cremona frescoes are not only prime acts of radical invention, but inventions that are violent and even vulgar in the effect they seek. Friedberg collega poi questo manierismo del Pordenone con il desiderio di rivolgersi a un pubblico popolare e provinciale. Il manierismo è uno dei criteri del discorso storico dell'arte per gerarchizzare le pratiche artistiche e stabilire un centro di riferimento estetico che spinge ai margini, sia geografici che artistici, coloro che non lo rispettano. Nell'istruttivo capitolo di Friedberg sul Pordenone, questa idea viene ulteriormente sviluppata. Il Pordenone, arrivato a Venezia, dovette civilizzare il suo stile. By civilizing his art, Pordenone had made it acceptable in Venice. La maggiore parte dei testi sul manierismo a Venezia utilizza questo argomento facendo del manierismo un elemento strano, violentemente dirompente, a volte volgare, che viene visto come naturalmente estraneo alla cultura della città. Il Pordenone per Friedberg introduce come il manierismo straniero una crisi nella pittura veneziana. L'altro modo di squalificare il manierismo veneziano è che introduce un stile esterno e provoca mescolanze stilistiche che danneggiano l'armonia della storia della pittura veneziana. La diversità delle fonti di influenza era un mezzo per criticare lo stile del giovane Tintoretto e Friedberg ha fatto lo stesso con il Pordenone. Di fronte all'omogeneo classicismo veneziano, che non aveva conosciuto pose da tempi di Bellini, proponeva un coercevo eteroclitico di stile. Cito Friedberg. Pordenone, un percorso, maybe one of the most complex of its time in Italy. Quattrocentesque provincialism and a minimal Venetian classicism precede his contact with the energy of Roman classical style.
Il motivo per cui Venezia è così spesso esclusa dagli studi generali sul manierismo italiano è proprio il carattere estraneo di questo movimento, stilisticamente troppo strano per il classicismo o il post-classicismo di un Tiziano e sistematicamente opera di estranei alla città. Se il termine manierismo pone tanti problemi alla storia dell'arte veneziana, forse non è per le sue caratteristiche critiche, ma più decisamente per la collocazione di Tiziano nella storia tradizionale della pittura veneziana. La cosiddetta crisi manieristica di Tiziano, che si incontra regolarmente negli studi sul pittore, è sintomatica di questo problema storiografico e teorico. Se vogliamo ripensare il manierismo veneziano, dovremmo probabilmente iniziare a ripensare la storia della pittura veneziana, in particolare con studi sui centri periferici, come proposto da Stefan Campbell o da Wing-Yun Kim, o più radicalmente con un Tiziano ai margini o senza Tiziano, per quanto strano possa sembrare. Vi ringrazio. Dunque, abbiamo pensato quest'anno di chiudere il ciclo di seminari. Mauro, ci sei anche tu? Ti aspettiamo qui al tavolo se hai voglia. Dunque, di chiudere il ciclo dei seminari di quest'anno con una tavola rotonda che vede coinvolti naturalmente i relatori che sono intervenuti nel corso di quest'anno, ma anche alcuni colleghi che appunto hanno manifestato grande interesse per il tema di quest'anno e ci hanno consentito anche di animare un dibattito molto interessante nel corso delle varie sedute. Io farei semplicemente una brevissima e rapida sintesi di quello che abbiamo attraversato e poi darei la parola a Andrew, che purtroppo non abbiamo avuto il piacere di ascoltare, affinché ci possa raccontare sinteticamente quel che avrebbe voluto dirci. Dunque, cominciamo dalla fine, cioè cominciamo da quello che abbiamo appena ascoltato con Guillaume, che nel suo intervento, come avrete sentito, ha mobilitato almeno direi 3 questioni fondamentali: la questione della lessicografia e in particolare qualcosa a cui effettivamente non abbiamo sufficientemente pensato, cioè il problema linguistico, il passaggio da una lingua all'altra, il tema poi della stranezza, dell'estraneità, dello straniero, che mi sembra anche questo molto calzante per quanto riguarda appunto la storia del manierismo, e poi questa idea abbastanza rivoluzionaria e credo che sia una provocazione, ma forse potremmo tentare di cogliere, di ripensare alla storia del manierismo, e per far questo forse c'è bisogno quasi di privarsi di Tiziano. E poi insomma io ho apprezzato molto questo excursus dei movimenti degli storici dell'arte che appunto di fronte alla questione del manierismo si sentono sempre obbligati ad andare a scomodare un testo originale che risolva in qualche modo un problema forse irrisolvibile. E poi insomma mi piacerebbe tornare anche sulla questione, anch'essa sicuramente provocatoria ma significativa, cioè quello che ci ha presentato Michel nel primo intervento di quest'anno, e cioè l'articolo di Briganti con cui appunto cito un po' a memoria: signori, ho una notizia, il manierismo a Venezia non esiste. Questa è un'altra constatazione che forse dovremmo così prendere in conto. E nel suo intervento, come ricorderete, Michel ha ripercorso la nascita e lo sviluppo di questa categoria storiografica, che ha conosciuto stagioni certamente felici, qualche acerrimo nemico, individuando il contesto storico-culturale in cui questa idea ha trovato spazio e articolazione, o al contrario è stata completamente rigettata e respinta ai margini, per l'appunto. Abbiamo poi avuto il piacere di ascoltare gli interventi di Mattia Biffis e di Giorgio Tagliaferro. Mattia che ha posto l'accento sulla crisi
un'analisi formale che caratterizzerebbe la produzione artistica di questo periodo, evidenziando il carattere di rottura in qualche modo rispetto alla tradizione naturalistica di inizio Cinquecento, e in seconda istanza insistendo sui meccanismi di produzione delle opere d'arte in questa stagione complessissima e sulla necessità in qualche modo degli artisti di distinguersi per far fronte a questa concorrenza in qualche modo spietata che altrimenti li avrebbe visti soccombere, per cui bravura e mestiere diverrebbero in qualche modo delle linee programmatiche attraverso cui distinguersi e difendersi e in un certo senso sopravvivere. Giorgio dal canto suo ha insistito su un ripensamento generale sull'opera di Tintoretto, naturalmente cercando di farci abbandonare quella teoria dominante per cui le scelte artistiche del pittore sarebbero in qualche modo guidate da un inestinguibile desiderio di sopraffare i suoi rivali. Lo sperimentalismo di questo artista si nutrirebbe invece di riflessioni teoriche che stanno alla base delle possibilità del medio pittorico e che definiscono proprio il concetto stesso di maniera nel Cinquecento, per cui la prestezza di Tintoretto, il vigore del suo dipingere e l'arditezza del suo comporre dovrebbero essere interpretate come la ricerca perpetua di un pieno controllo della superficie pittorica che coincide in un certo senso con il perseguimento di una perfetta maniera che non è reiterazione di modelli, semmai innovazione tecnica e concettuale. L'ordito sotteso sarebbe appunto l'idea della riduzione della varietas del mondo a una rappresentazione in qualche modo unificata, da non confondersi naturalmente con la coerenza narrativa o compositiva. Damiano Acciarino, che purtroppo oggi non può essere presente perché è impegnato in un altro convento, ha sentito l'esigenza di scomodare un'invenzione complessa di nuovo di Tintoretto, e questo mi pare che sia un sintomo interessante, un'invenzione giudicata dunque rappresentativa della complessità stessa del manierismo, mentre Mauro Masiero ha individuato nel madrigale un genere di rottura e continuità che di nuovo ben personificherebbe questa stagione controversa. Il madrigale, genere poetico, musicale, di intrattenimento colto, preferito tra 5 e 600, presenterebbe una caratteristica fondamentale su cui di nuovo sarebbe opportuno riflettere, cioè il tessuto polifonico e il testo sono disgregati, l'io lirico è polverizzato in 5 voci e di conseguenza l'unità è disintegrata in favore dell'espressività e dell'espressione. E a questo punto io non posso fare lo stesso tipo di sintesi per Andrew, che abbiamo voglia di ascoltare, quindi gli chiederei direttamente se ha la pazienza di raccontarci sinteticamente quel che avrebbe voluto dirci al seminario. Grazie Andrew. Certo, grazie Valentina, mi sentite? Sì, forse dobbiamo alzare un po' il volume, ma ce ne occupiamo qui in sala. Perfetto. Allora, forse faccio da controrelatore. Comunque, sono d'accordo con il professor Guillaume per quello che ha detto, per questo sintesi storiografico molto molto interessante. Sono d'accordo anche sulle questioni linguistiche, eccetera, eccetera, sulle differenze con Scherman, con Brigante, eccetera, eccetera. E la mia domanda principale è questo: se per questi discorsi, molto discussi, giustamente discussi, discutibili, complessi, controversi periodi, Medioevo, Rinascimento, Barocco, Neoclassico, Moderno, che alcune case editrici ritengono di mettere in maiuscolo, mentre il Barocco viene sempre in minuscolo, non si capisce bene. Comunque,
E dico, se io dico per medievale, Rinascimento, barocco, neoclassico, moderno, architettura è parte fondamentale, è proprio parte fondamentale per il barocco senza Borromini, per il Rinascimento senza Alberti, eccetera, eccetera, eccetera. Come mai è possibile avere il manierismo quando non c'è neanche un architetto manierista? Perché non c'è. Perché non è un movimento. Perché non è impressionismo, non è qualsiasi altro movimento. Io 28 anni fa ho fatto un catastrofe, ho fatto un libro, ho odiato un libro che non avrei mai dovuto scrivere. Momento, condivido, così non mi vedete, ma vedete qualcosa più interessante. No, no, no. Vedete tutti i testi che devo aggiudicare, ma non vedete quello che avrei voluto. Ma che cavolo, dove è sparito? Allora, oh my God, uno per uno, mi serve tutto. Allora, non vedete quello che ho nell'intre perché naturalmente fa paura. Allora, quando... Oh, vabbè, questo a titolo di esempio. Quando io ho dovuto... No, aspetta, ci deve essere un modo di vedere questa cosa. Inbox, Raffaele. Quello non stiamo guardando. Raffaele è un altro architetto a Vicenza. Chi se ne importa di Vicenza? Allora, comunque, no, le faccio vedere l'altro. Comunque, quando ho fatto questa cosa... Ecco, il piccolo libro su architettura italiana da Michelangelo a Borromini, una delle cose più difficili era questo. Io avevo l'intenzione di fare un libro che si chiamava Dal manierismo al barocco, appunto. E guardando le cose ho detto, ma cosa c'è di manierismo nell'architettura? Ho letto John Shearman, come il professor Guglielmo ha detto. Io ho detto, ma non c'è niente. Allora, cosa abbiamo? 4 criteri, forse. Superficie, stile, strutture e piante. Cioè, su questi 4, dove si trova un'architettura manierista? Cioè, Palazzo Te, scusami se non condivido più perché non serve a niente, non so come arrivare a questo. Ecco, stop screen sharing. Cioè, se uno vede Palazzo Te, la pianta è noiosissima. Quindi un'architettura in superficie, in stile, che sarebbe il più adatto al manierismo, come pianta è rinascimentale. Cioè non c'è niente di nuovo. Tutte le chiese del Cinquecento, io non li vedo come manieriste, le vedo strane, San Fedele a Milano, eccetera, eccetera, ma non vedo neanche uno che è manierista. Se uno lì in aula potrebbe dirmi, questa è una pianta manierista, gli do un premio. Cosa esiste una pianta manierista? Ah, la Cappella Sforza a Roma di Michelangelo. Ma no, perché nessuno apprezzava questa cappella, non le capivano neanche. Fino al Borromini. Borromini capiva quella pianta. Qualcuno mi può suggerire una pianta manierista? O una struttura manierista? Cioè perché il ponte della Trinità o della Trinità, o come si deve pronunciare,
a Firenze, non sono esperto. Perché questo è manierista? Uno mi può dire perché c'è una curva, cioè una curva è manierista. Cioè il problema qui è, come abbiamo detto, no, adesso lo voglio aprire questa cosa, aspetta, perché sono un po' rincoglionito, come avete già capito, però pazienza, lo mando a me stesso. Allora, cioè, qualcuno mi può dire queste cose perché io non li capisco. Cioè, del manierismo non c'è niente. Lui sì, lui è manierista. In architettura almeno, io concordo sulla pittura, però in architettura non c'è un movimento, non c'è proprio niente. E allora adesso aspetta, salto qualcuno, perché io ho fatto 5 anni di ricerca, io sono finito alla Macintosh School di architettura. E cosa è successo? Io ho dovuto insegnare la storia dell'architettura rinascimentale dal 4 al 700. E allora l'ho fatto, terribile. Poi l'anno dopo, eccoci, ho dovuto insegnare, momento, perché ho gli occhiali, oh God. Dove la Zoom? Ho dovuto insegnare dai piramidi all'800. L'anno successivo volevano che insegnasse dai piramidi al contemporaneo, e lì mi sono rifiutato perché c'è un limite alle cose. Quindi nel 2002 però, essendo una scuola di architettura, io volevo scrivere un manuale su come si arriva dal Rinascimento al Barocco, che avrebbe dovuto essere il manierismo barocco, in italiano, ecco, questa roba qua. Italian Architecture, e avrebbe dovuto essere da manierismo a B barocco, ma siccome non trovavi il manierismo ho dovuto cambiare il titolo. Non si è venduto niente questa cosa perché hanno detto in una recensione che il titolo era impossibile. E vabbè. Comunque, 28 anni dopo, scusami che sono ora un dinosauro, 28 anni dopo, la domanda rimane uguale a quello che ho scritto lì. Does mannerism in architecture exist? Esiste il manierismo in architettura? E quanto potrebbe essere utile il barocco? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi parliamo di Sherman, parliamo di Wittkower, parliamo di Pesner, eccetera, eccetera. Il problema di manierismo in architettura è che non esiste. Quindi abbiamo, vedete queste immagini? Yes. Qualcuno risponde? Sì, sì. Perfetto. Quindi abbiamo, io penso se ci fosse una cosa che si potrebbe definire manierismo in architettura, sarebbe da datare degli anni 20 del 500 e non oltre. Oppure lo vedete definire come barocco, perché il problema è sempre la pianta. Vediamo l'archivio dei libri diari di Michelangelo, che è una cosa stranissima per 1520 qualcosa. Però vediamo pure la biblioteca che in pianta, la biblioteca è un rettangolo, non è manierista, non è niente. Vediamo Giulio Romano, in superficie sì, ma in pianta no. Lo vediamo in superficie, quindi sempre superficie e stile, ma non struttura e non pianta. Stessa cosa Giulio Romano, Palladio, superficie possibile, pianta no, no. Michelangelo, Cappella Sforza, disegni meravigliosi, attualità meravigliosa, manierista, ma perché? Non mi convince per niente.
Manierista? Su quale definizione? Superficie, stile, ma pianta no. Stessa cosa a Firenze, cioè a 50 anni di differenza della biblioteca lorenziana. Oh, invece di mettere il timpano in quell'altro modo, lo metti così. È un manierismo? È una definizione? È un movimento? No, è una scelta personale. Manierismo? No. Qui forse qualcosa. Manierismo, perché sono cinque lati, lo fa manierismo, ma il cortile è circolare, regolare. Forse l'approccio è più manierista, se avessimo una definizione. Palladio, no. Scamozzi, no. Questo, in tutto quel libro, forse quella è una cosa che potrebbe... Ma siamo nel 1620. Qui siamo nel 1590. È manierista? No. Manierismo in architettura non esiste. Questo è quanto. E per aggiornarvi sulla... se lo trovo pure questo. Allora, a parte tutto, la Thames Hudson ha deciso di fare quel libro quando le illustrazioni costavano di più, con le più orripilanti foto bianco e nero di Alinari e altri del Novecento. Cosa mostruosa. Adesso, negli ultimi anni, ho avuto il piacere di lavorare con Alessandro Comollo, che ha fatto le foto del Longhena, e adesso le sta facendo Scamozzi. E qui, anche qui, non c'è niente di barocco. Quindi all'età della maniera di cui state parlando per la pittura, che mi sembra del tutto valido, o meno, comunque in architettura non ce n'è. Quindi guardate queste, sono 68, 78, 66 foto. Guardate qui. E se qualcuno sul comitato lì può vedere una cosa manierista, 1576 completo, finito, perché il committente è morto in quell'anno, quindi probabilmente dal 74 al 76. Se qualcuno vede una cosa manierista, dopo ne discutiamo, però prima guardiamo queste, lo faccio veloce perché è noioso, però sono foto belle, perché sono nuove. E quindi non vedo l'ora di pubblicarle. Cosa sono le cose manieriste? Cioè, due ovali in verticale. Cioè, se uno deve trovare il manierismo in due ovali verticali nelle porte laterali di entrata, mi sembra che è un po' disperato. No? Se uno deve trovare il manierismo in un ovale non verticale, ma qui orizzontale, sopra il portale, perché uno va a sbattere con l'altro, uno lo può vedere in Michelangelo nel 1520 alla Biblioteca Lorenziana, no? Cioè, elementi architettonici che non so come si dice in italiano. Quindi, a me mi sembra, cioè uno qui può dire quello che vuole, ma il manierismo non c'entra, può essere Rinascimento, può essere neoclassico, può essere quello che volete, ma non certamente, non c'è nessuna motivazione, forse qua il fatto che, forse qua, aspetta che lo ritrovo, forse qua che la cornice non c'ha le colonne. Uno potrebbe dire questa è una cosa strana, non classica, ma vuol dire che è manierista? Io non ci credo. Comunque, le foto sono belle, meno male. E quindi io concludo qua, che secondo me il manierismo in architettura non esiste. Forse qualche esempio, vedete le belle foto della Comollo? Cioè,
Questo è chiarissimo. Questo è fantastico. Cioè, vedete le sue foto, che le scale di Scamozzi sono illuminate e percorribili, non come quelle di Palladio. E basta. Quindi, vedi questo, anche questo aggancio è sorprendente, però è una cosa, una scelta personale, non c'è un movimento. È questo che è importante, non c'è un movimento di manierismo in architettura, ci sono stati degli esempi di Giulio Romani, di Michelangelo, e secondo me quando finiscono gli anni 20 del Cinquecento non ci sono più. Che meraviglie queste cose, non vedo l'ora di scrivere qualcosa a proposito, ma sono troppo pigro e sono in sabbatico. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e se dovete applaudire qualcosa, Grazie. applaudite le foto e non il mio intervento. Grazie Andrew, è stato molto istruttivo. Ci siamo molto divertiti, È però importante insomma divertirsi. l'osservazione che hai fatto sulla questione della superficie mi sembra molto, molto interessante. Ci Magari sono due persone, aspetta che vi dico, ci sono due persone, uno si chiama Tiffany Hunt, che è americana, che sta lavorando sul manierismo, e l'altro è un collega mio australiano, un po' si chiama Andrew Leach, che pensa di essere la reincarnazione di Tafuri. fantastico. Pure con la barba adesso. E Ok. quindi potrebbe andare a Tonolo con le sue ragazze e può mangiare la cosa, la salata e il caffè e dopo loro facevano così sulla barba. Penso che Andrew sarebbe perfetto a questa cosa e sta scrivendo un libro su manierismo come antistile. Stiamo a vedere. Grazie, grazie ancora Andrew. Io darei a questo punto la parola ai nostri relatori, magari un giro di presentazione potrebbe consentire a tutti di conoscerci l'un l'altro se credete. Prego Lorenzo, inizia pure tu. Presentazione nel senso che appunto il tema del manierismo mi ha sempre interessato, soprattutto per quello che riguarda lo studio di Venezia alla metà del Cinquecento, che ho condotto soffermandomi su alcune personalità abbastanza importanti per quello che è il contesto generale. E quindi per questo sono particolarmente felice, insomma, di essere presente qui oggi, anche appunto perché c'è qui Stefania, con la quale abbiamo parlato tanto in anni lontani a Udine del Vittoria, che è uno dei grandi protagonisti della maniera a Venezia, alla quale ho dedicato una serie di studi anche rinnovati di recente. E quindi in occasione di questa riunione, insomma, in cui sono molto contento di prendere parte, ho avuto modo, insomma, di confrontarmi con quanto detto in questa sede, recepire tanti stimoli interessanti appunto dalle relazioni che ho seguito. In occasione di questo incontro, così avevo meditato anch'io su qualche punto da poter presentare, e allora sempre con l'idea di portare qualche testo filologicamente non ancora visto, non ancora sentito, mi ero soffermato su un punto che mi aveva incuriosito, trovato nella introduzione di Hermann Voss al suo testo celeberrimo del 1920, uscito a Berlino nel 1920, dal titolo Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz. E mi colpiva il fatto che lui dà una definizione molto netta
assicurando alla scuola veneziana della seconda metà del Cinquecento un carattere qualitativo infinitamente superiore a quello della pittura nell'Italia centrale, sia a Roma che a Firenze. E lo giustifica in questo modo che mi ha molto colpito o comunque incuriosito. Lui dice l'andamento dello sviluppo della grande cultura del Rinascimento italiano è diverso nell'Italia settentrionale, poiché lì la fioritura è stata un po' tarda. Tale fioritura però si è protratta a lungo nel tempo, mentre nell'Italia centrale la fioritura è stata precoce e di durata più breve. A Venezia la strada che va dagli inizi al culmine del Rinascimento viene percorsa in rapida ascesa. È quindi possibile che il periodo di massima fioritura si sia protratto così a lungo, spingendosi ben avanti nel XVI secolo, semplicemente perché la scuola veneziana, in un certo senso, non aveva consumato il suo genio artistico nel processo di sviluppo. Qui siamo nel 1920 e rifacendomi anche a quello che citava del saggio di Pinelli, Monsieur Casgrain, ecco, io avevo preso anche dei punti finali del saggio di Pinelli che sembrano un po' una risposta a quello che scrive 60 anni prima Fauss, perché Pinelli nel saggio appunto apparso nella storia dell'arte italiana di Einaudi a cura di Zeri nel 1981, chiude proprio questo saggio, come ricordato prima, polarizzando l'attenzione su Dolce. E su Dolce Pinelli afferma che c'è un antimichelangelismo che viene propalato e accentuato nel dialogo appunto L'Aretino che esce nel 1957, quindi solo 7 anni dopo la prima uscita dell'edizione del Vasari, e quindi, come dire, questo clima altamente rinascimentale di Venezia sembra procedere con il conforto critico dimostrato e manifestato da Dolce con questo antimichelangelismo palese e soprattutto con la ripresa di 2 modelli che vengono considerati fondamentali per la continuità della produzione artistica, e cioè Raffaello, che viene apprezzato per la convenienza e il decoro da Dolce, e soprattutto Tiziano per il suo naturalismo. E quello che afferma Pinelli, che mi pare molto interessante, è che poi Raffaello e Tiziano sono i modelli imprescindibili di Annibale Carracci e della grande riforma della pittura romana del primo Seicento. Quindi, come dire, c'è un anello che riconduce questa stagione rinascimentale gloriosa della Venezia del secondo Cinquecento, così come viene messo in luce da Fauss, e che va avanti perché quei modelli assorbono Tiziano e Raffaello. Questo mi sembrava interessante. Poi c'è un altro punto che forse può essere una piccola risposta a quello che diceva adesso Andrew, che saluto, mi fa piacere anche se ero venuto apposta per vederti di persona, ma ti saluto online. Cioè che ecco, c'è un punto interessante nella introduzione di Marco Collareta al testo di Sherman, Mannerism, che viene pubblicato in italiano a Firenze nel 1983. E lui scrive questo, Collareta. Di fatto, uno dei grandi meriti di Mannerism è di aver accordato all'architettura un'importanza non subalterna rispetto alle arti figurative, e ciò ha aperto la strada ad un'altra scelta felice, l'idea cioè di far rientrare in circolo le cosiddette arti minori. Arte decorativa per eccellenza, il manierismo non è correttamente visualizzabile senza un'accurata selezione di vasi e di tavoli, di oggetti suntuari e di cornici. Quindi, secondo Collareta, la coscienza stessa alla base del manierismo era quella di vivere in un'età più culta, strettamente legata all'esplosione delle tecniche e del lusso.
E questo è un punto importante perché appunto parlare di assenza di manierismo in architettura è giusto, ma secondo me è anche giusto parlare, per quello che riguarda le piante, è giusto parlare anche di assenza di barocco nelle piante dell'architettura. Perché comunque si tratta di costruzioni che sono ispirate, di edifici che sono tutti ispirati al classicismo, anche se con una loro diversità, ma di fondo c'è un'idea classica alla base dell'erezione di un edificio. Quello che è invece completamente nuovo e che si afferma alla metà del Cinquecento, proprio con episodi clamorosi come Palazzo Teu o come la Libreria Marciana qui a Venezia, è la decorazione dell'architettura, perché è un concetto completamente nuovo, in cui tutti i pittori, gli stuccatori, gli incisori devono misurarsi, ma in termini spaziali assolutamente nuovi. Grazie. Grazie. Beh, cosa dobbiamo fare? Ma no, quello che volete, cioè liberamente intervenire chi ha voglia di intervenire. No, volevo fare due riflessioni a proposito di quello che ha detto Guillaume. Prima di tutto lui sembra dire che il manierismo è una specie di condanna, invece tutti gli storici che usano questo concetto, in particolare in Italia, è l'oggettivo, cioè il concetto di manierismo non è affatto una condanna nel vocabolario storico-artistico del Novecento, come ben lo sai, quindi non è una presa di distanza oppure un modo di condannare Tintoretto o Pordenone, di qualificarlo come manierismo. Mi sembrava che avevi un po' questa idea, invece no, è laudativo. E poi la seconda osservazione, cioè la tua presentazione mi sembrava un po' curiosa perché sembravi dire che tutti escludono il manierismo a Venezia, invece no, la grande maggioranza di tutti gli storici dell'arte italiani in particolare hanno difeso questa idea, quindi da questo punto di vista il tuo exposé mi sembrava forse un po' troppo orientato sulla visione di certi inglesi sulla questione, invece in Italia mi sembra chiaro che l'idea dominante fino a pochi anni fa era che bisognava trovare appunto il manierismo in qualsiasi pittore veneziano della seconda metà del Cinquecento. Nelle storie generali. Ma anche sì, no, se prendi le storie inglesi, le storie anglosassone, però se prendi, non so, la storia della pittura italiana di Electa, il manierismo c'è dappertutto. Sì, ma c'è sempre un problema di definizione. No, non è un problema, cioè appunto non c'è una questione di definizione, vengono tutti ridotti a questa visione manieristica, cioè da Pordenone fino ai pittori della fine del Cinque, insomma. Mi sembra, no? Mi sbaglio? No. Nel caso di Tiziano ma anche Tiziano, la crisi manieristica di Tiziano la trovi. Il tema della crisi. Sì, ma la crisi in un modo lodativo ancora una volta, non una condanna. E c'è un momento sì. speciale nella produzione di Tiziano, ma che non è. Ma che viene esaltato piuttosto i soffitti di Santo Spirito. È pensato come una crisi. Sì, ma appunto questo problema della crisi, sì, ma appunto ho l'impressione che l'uso del termine crisi non è affatto negativo neanche in questo, cioè a partire dal famoso articolo di Coletti. Abbiamo legato per queste opere sì. che non è il vero Tiziano. Comunque non è una, secondo me, tu sembravi dire che era una specie di, c'era una specie di dispetto fatto all'arte veneziana quando si qualificava un pittore come manierista, invece no, è laudativo, cioè Palluchini esaltava piuttosto questo aspetto, ma è questo aspetto ripreso da tutti gli storici dell'arte veneziani, ma anche italiani in generale, a parte qualche eccezione come Pinelli o come. Perché non abbiamo mostre c'è stata una grande mostra sull'argomento e se guardi appunto l'ultima mostra su Tintoretto che è stata fatta all'Accademia, il giovane Tintoretto riprendeva sempre il solito discorso palluchiniano. Quindi a parte la mostra di Palluchini,
Ma l'ultima mostra su Tintoretto anche, e la mostra su Veronese, tutte. Sarà intitolato Come? Manierismo a Venezia. Ma come si chiamava la prima, la giovinezza? Il giovane Tintoretto, ma la prima sezione si chiama... Non si... Sotto Sì, d'accordo. il principale, dove nella mostra di Paluchini. Sì. In differenza per la storia dell'arte toscano. No, ma di fatti c'è penso stata... che Sì, ma... vero problema. No, il problema della tua presentazione è che sembravi dire che era il pensiero dominante, che non c'era manierismo veneziano. Se guardiamo le cose dal lato italiano, mi sembra il pensiero minoritario, francamente. Ho questa impressione, forse mi sbaglio. Sì. Bene. Allora, io volevo ringrazio assolutamente tutti i relatori perché non sono stato presente a tutte, ma sono state un ciclo di conferenze interessantissime e quella di oggi mi è piaciuta moltissimo. Avevo una domanda, anche se potevo, non ho interventi particolari sul manierismo, non sono un teorico del manierismo e non sono neanche probabilmente uno studioso del manierismo, però mi è un concetto, lei a un certo punto ha fatto vedere Pontormo, mi sembra questo discorso della distanza storica mi sembra proprio un esempio di scuola, perché Vasari parla di questo momento nella seconda edizione delle Vite, no? È un momento chiave, insomma, della ricezione della maniera tedesca, è il momento in cui accusa Pontormo di corrompersi, la maniera in cui era nata per la maniera tedesca. Però mi sembra proprio un discorso poi ripetibile anche in situazioni in tempi diversi, come cioè la distanza, Vasari giudica degli eventi degli anni 20 del Cinquecento sotto la lente posteriore alla formazione dell'Accademia Fiorentina, quindi quando si propone quindi un forte problema linguistico e di differenza fra la maniera fiorentina e la maniera tedesca. È un'operazione molto simile a quella che succede allorché viene tradotto nel 1550 e illustrato l'architettura di Leon Battista Alberti, dove esistono anche delle illustrazioni tratte dai trattati dureriani. Allora io penso che questo sia un momento molto importante e anche abbastanza simile a quello che poi succede periodicamente, cioè come la distanza storica aumenta reagisce rispetto alle ragioni dello stile. Cioè Vasari reagisce a qualcosa avvenuto nella pittura italiana fra anni 20 ed anni 30, cioè l'invadenza delle incisioni tedesche, Dürer e Luca di Leida, che erano comune moneta di scambio, ma diventa un problema di estraneità e di lingua solo dopo la seconda metà del Cinquecento. E questo mi sembra che è un modo, è un po' anche la lettura storica di un fenomeno di alterità come noi abbiamo visto il manierismo da una certa data in avanti, cioè come alle ragioni le ragioni della distanza storica fin dall'inizio si sovrappongono sopra quello delle evidenze stilistiche, come lei ci ha cercato di mostrare, come molte delle relazioni E quindi io questo l'ho trovato proprio un filo conduttore proprio molto antico che arriva fino ai giorni nostri questo ciclo di discussioni. Volevo sentire anche un suo parere al riguardo. Lei ha introdotto anche dei temi molto interessanti sul problema della traduzione, sul problema che è un problema anche molto antico, naturalmente in alcuni casi, e anche quindi è un problema anche in questo caso di ricezione, no? Insieme alla traduzione. Quindi vorrei sapere se può dirci qualcosa di più in questo senso, anche riguardo a contesti geografici e culturali diversi, magari come quello francese. Non... No. Qualcuno ha qualche commento? Era una Ma domanda. non so Era una domanda. che rispondere. Giovanni, era una domanda? Era una domanda. Sì. Non lo so. En fait, il te posait la question Sur sur la question linguistique. En fait, Ouais.
de développer davantage, par exemple, les différences entre Italie et France. Mais Un per, escalage historique, non, disais Oui. oui, entre la... per gli scritti storici dell'arte. Il faisait l'hypothèse que la question de la traduction linguistique elle a des origines très anciennes. Sì. Voilà. Donc, Non so che dire a questa domanda, ma sì, mi sembra una questione importante per il manierismo della lingua come dire, naturale e straniera, ma che è anche importante per gli storici dell'arte. È vero quello che dice Michel, che abbiamo un'idea particolare del manierismo con la sua lingua. È vero che leggo l'inglese, il francese è una storia molto diversa della storia italiana. E il termine è anche difficile a capire per il francese, perché manierisme non è esattamente la maniera o di maniera, è più negativo per il francese, c'est le maniéré. C'è continuare lui? ma sì, Perché Giorgio, tu hai qualcosa da aggiungere? Prendiamo Andrew e usciamo un po' da manierismo per aprire ad altri scenari. Qui magari Sì, io in realtà aggiunge alla discussione sulle... Io in realtà non so dove mi potrei collocare in questa situazione, ad essere sincero. Io non mi posso, penso di non potermi neanche definire esperto di manierismo, perché significherebbe a questo punto essere esperto di nulla, che è un paradosso. Si legge oggi che Berkeley, che la biblioteca intitolata Berkeley a Dublino è stata chiusa. Berkeley è uno che dice di tutto, quello che si può parlare in realtà esiste, e quindi mi sembra che ci sia un paradosso un po' diciamo una sorta, è un po' difficile trovare una soluzione, ecco, ammesso che sia la soluzione quello che si sta cercando in questo dibattito. Io ho apprezzato moltissimo oggi quella generosa overview che è stata offerta dell'uso linguistico del termine maniera, e mi sembra che ci siano comunque anche alcuni aspetti che forse non sono stati presi in considerazione. Uno degli autori che per esempio non è stato toccato è Hans Belting. Hans Belting in realtà non ha mai scritto un libro che si intitola, per quanto adesso non ha mai scritto un libro che si intitola, che abbia la parola manierismo nel titolo. Tuttavia al tema ha dedicato alcune pagine proprio in chiusura del suo libro su Likeness and Presence, immagine e culto in italiano, e si diffonde brevemente su quello che diciamo che offre una sorta di definizione storico-sociale di quello che potrebbe essere il manierismo ai suoi occhi. Il manierismo è un momento di estrema in inglese estetizzazione, probabilmente sto coniando un neologismo, comunque un momento in cui anche in conseguenza dello sviluppo di una letteratura artistica, appunto l'artista è messo al centro dell'attenzione nuovamente, o per la prima volta o nuovamente, e il linguaggio dell'artista, quello che a tutti gli effetti caratterizza l'identità dell'artista, riceve una sorta di fortissimo impulso. A me sembra che questo sia un aspetto assolutamente da non perdere di vista, che si discuta di manierismo in generale, che si discuta di manierismo nelle sue diverse declinazioni regionali. A Venezia naturalmente questo esiste, è misurabile, e tu stesso hai citato il fatto che per esempio
Pino, Dolce, che scrivono in questi anni, sono in qualche modo un sostegno all'idea, poi c'è Aretino naturalmente, all'idea che anche in Laguna ci sia uno sviluppo effettivo di quest'idea, e l'artista e i linguaggi degli artisti assumano appunto un ruolo di primo piano e diventano in qualche misura oggetto del contendere critico. Ecco, mi chiedo se al di là dei confronti impossibili fra la precedenza tra Firenze e Venezia, o tra Firenze e Roma, o tra Roma e Venezia, che sono in qualche modo impliciti nei testi di Sherman, Smythe, eccetera. Mi chiedo se effettivamente discutere appunto di un aspetto di questo genere possa essere utile, possa in qualche modo portare dei frutti a quella che è la definizione del manierismo. Il manierismo come la nascita dell'individuo, una sorta di ulteriore... di solito si dice che il Rinascimento in generale, in termini burcardiani, è il momento in cui l'individuo nasce. Mi chiedo se in realtà questa cosa può essere enfatizzata ulteriormente quando si parla di manierismo. Non so se è una domanda che ha senso, se hai qualcosa eventualmente da aggiungere. Sono d'accordo con questa definizione, penso che possa un problema per Venezia, perché la questione dell'individualità dell'artista esiste naturalmente a Venezia, e Tiziano è un esempio perfetto, ma non abbiamo una tradizione critica per mostrare Tiziano come un artista simile come dire, agli pittori manieristici. Penso che ha veramente un caso per Venezia, no? Sicuramente è un caso per Venezia, perché è anche un pittore veneziano, non può essere un caso. Sì. Non so, ma penso perché la maniera di vedere il ruolo di Tiziano nella storia veneziana. Penso che questo è il problema. No. Certo. Allora, sì, non posso tacere, credo che verrei sgridata da qualcuno qui. Ho molto apprezzato questo excursus, anche se l'ho trovato, come Michel, un po' di parte, cioè sì, non del tutto oggettivo. Devo dire, io... Il manierismo non è oggettivo. No, appunto, ma esiste? Questo è il grosso problema. Cioè, nel senso, come avevo detto, io sono cresciuta a pane e manierismo come allieva di Pallucchini, ho collaborato alla mostra da Tiziano al Greco, quindi sì. Dopodiché, con il crescere degli anni, veramente adesso il dibattito sul manierismo mi provoca l'orticaria. Cioè, da una parte non lo scriverei più manierista, manierismo, ecco, avrei delle difficoltà. Da una parte è un'etichetta facile, comoda, in cui collocare tutto ciò che per Venezia succede dagli anni 40 in poi, fino al barocco, ma appunto etichette. Dall'altra, sì, mi sembra che applichiamo alla fin fine una categoria critica nata nell'inizio del Novecento,
ha degli artisti, che siano veneziani o che siano toscani o romani, non cambia poco, come se fosse una corrente con il suo manifesto, con le sue regole, tipo il futurismo, cioè, quindi non mi convince più. Certo, spiegare la crisi che Lucchini considerava più che positiva, perché lo porta fuori dalla stagnazione, come diceva, lagunare post-giorgionesca. Oppure Salviati e Francesco e Giuseppe o Schiavone o certa fase di Bassano, certa fase di Veronese, è comodo. Però direi che tutto sommato tornare alle opere, tornare agli artisti, tornare ai committenti, cioè questo, ma soprattutto alle opere. Leggere le opere indipendentemente da categorie all'interno appunto della carriera di un artista. Vedo io allora? Sì. Comunque Giorgio, poi quello che dico io ti coinvolge anche te. Non so se volevi intervenire nel dibattito anche tu, però... Sì, io allora fra me e lui penso, usciamo un attimo se non vi dispiace, io solo in parte in realtà. Quando Valentina mi ha avvertito questo, come ti ricordo, io appunto pensando alla mia esperienza, io sono storico della società e della politica, insomma, quindi sono cresciuto con altri, diciamo, interessi di ricerca, ho sempre seguito, mi sono sempre interessato un po' ai problemi di iconografia perché con i temi di cui mi occupo l'elemento visuale è sempre molto importante, però insomma ovviamente di storia dell'arte a tutt'oggi so purtroppo assai poco. Ecco, quando Valentina mi avvertì di questa cosa, a me venne in mente la prima cosa appunto risponderei quasi come Andrew e probabilmente come noi che nell'ambito storiografico, politico e sociale il manierismo di fatto non esiste, si dice magari epoca manierista, ecco così cronologicamente. Ecco. Però a me è venuta in mente un'altra definizione, un'altra categoria che forse per alcuni aspetti ha avuto dei percorsi simili a quel manierismo, anche se è stata molto meno studiata e frequentata, che però per me quando ho studiato il dottorato, mi ricordo anche un capitolo importante del mio libro portava quel nome, ha avuto molto significato e in relazione a Venezia ha prodotto un volume molto importante, penso anche per la storia dell'arte. Mi riferisco alla categoria di autunno del Rinascimento. Ecco, che quando appunto studiavo io a quell'epoca era abbastanza importante. Quindi io porterei qualche riflessione anche perché... No, come anche Giovanni difatti mi citava il libro Autunno del Rinascimento di Carlo Ossola, da cui tutto quanto è partito, non nel caso mio perché la servo molto dall'esterno, però nel libro di Ossola, come voi sapete, ci sono parecchie riflessioni sui trattastisti dell'arte che però lui mette in relazione anche ad altre fonti. Questa è cosa interessante. Ossola conduce un'operazione proprio di tentativo di integrazione e di comparare, diciamo, fonti di origine molto diverso. Ecco. E quindi ho trovato alcuni punti di somiglianza col dibattito, altri, e soprattutto anche per il caso veneziano, che si allontanano un po' dalle vostre tematiche del manierismo, però ogni tanto, non tantissimo, però quelli che discutono l'autunno del Rinascimento, che parlano dell'autunno del Rinascimento, citano ogni tanto gli artisti manieristi o comunque le teorie manieriste, no? Quindi forse qualche punto di contatto si può trovare. Innanzitutto partiamo, ho fatto una breve ricerchina, ho ripreso sul concetto proprio stesso di autunno del Rinascimento, che naturalmente si rifà nella storiografia
ad una traduzione italiana molto importante, che è quella di Autunno del Medioevo di Johann Huizinga, che è una traduzione, quelle cose che lei ha detto sulla traduzione sono risuonate molto, che ha avuto appunto anche un esito diverso nel titolo stesso, no? Il titolo di Huizinga in olandese, che non mi sono neanche scritto perché è impronunciabile, però tradotto penso sia in italiano che anche in francese, per esempio anche in tedesco, è risultato appunto autunno, ancora meglio marea autunnale. Questa è proprio la traduzione letterale del titolo originario di Huizinga. Però per esempio in inglese è diventato The Waning of the Middle Ages, che già non è più The Fall o The Autumn, e ha già o assume una connotazione diversa, diventa più, no, declino, crepuscolo, tramonto, eccetera. Quindi questo problema linguistico è assolutamente importante anche in questo caso. Però l'Italia ha adottato, l'Italia in realtà il traduttore originale era olandese, però c'è stata, molto importante, bisogna dire, il controllo della traduzione di Huizinga da parte di Delio Cantimori, quindi parliamo dei grandi studiosi italiani del Novecento. Ecco. Questo poi è arrivato e per questo, Valentina, ti dico, rimbalziamo anche in altri ambiti. L'idea è arrivata, è stata molto discussa, c'è la famosa introduzione di Eugenio Garin, no? Poi l'idea che lo stesso Huizinga discuteva anche del Rinascimento, perché poi Huizinga va oltre Burckhardt e dice che il Rinascimento in realtà per alcuni aspetti molto importanti è continuità del Medioevo, arriva tra l'altro proprio all'epoca del secondo Cinquecento, arriva alla Controriforma, arriva all'epoca del manierismo cronologica, no? Più o meno, eccetera. Quindi già partendo da questi spunti, alcuni storici italiani, come il Getto, per esempio, hanno cominciato a partire dai primi anni 50, osservando però il novellista Matteo Bandello, quindi in ambito di storia della letteratura, un altro ambito ancora, ha cominciato a dire proprio il Getto parla di un'atmosfera nuova che sentiamo a partire dagli anni 40, 50, no? Gli anni della prima edizione di Vasari. Un'atmosfera nuova si sente nell'osservazione della natura, nell'osservazione dell'uomo, nella ricerca anche dell'approccio all'opera d'arte, all'opera letteraria, eccetera. Ecco, questo è stato Getto in realtà il primo che ha parlato di autunno e rinascimento in un articolo già del 53, se ben mi ricordo. Ecco. Poi naturalmente questa cosa ha preso più corpo negli anni 60 e si è arrivati alla prima edizione di Carlo Ossola, Autunno del Rinascimento, che ha avuto una certa, diciamo, risonanza fra gli storici, poi è stata, vedremo, anche adottata in ambito veneziano, almeno per un periodo, e perché piaceva molto quest'idea del tramonto, del crepuscolo, della fine di una civiltà. Però cosa vuol dire la fine? Cosa vuol dire il crepuscolo? No? Cosa vuol dire, poi anche nel caso del manierismo, cosa vuol dire il cambiamento? Cosa vuol dire la trasformazione? Che cos'è? No? Guardiamo questa cosa. E comparando, questo adesso riassumere, come Giovanni sa bene, riassumere Carlo Ossola in poche parole, perché è un libro molto complesso che appunto considera una varietà di testi amplissimi, no? Si va da Gregorio Comanini, che voi qua avete citato, al Vasari, a Ludovico Dolce, e lui tra l'altro chiude proprio con un trattato d'arte, no? Il Mazzo, l'idea del tempio nell'arte italiana, eccetera. Però associa poi nella seconda parte del suo libro a tutta la parte letteraria. E qua entrano in scena, per esempio, Torquato Tasso, molto interessante, che è un punto di riferimento anche per lo stesso Huizinga, tra l'altro. E poi addirittura allarga il discorso all'Europa con Cervantes, con Montaigne, no? E con Shakespeare addirittura, no? Quindi una cosa di grandissimo respiro che porta la trattetistica dall'arte ad un livello di comparazione molto ampio, di un grande respiro, no? E il tutto poi guidato da quello che è la sua guida filosofica più importante, che è Foucault con Le mots et les choses, no? Che per lui è appunto un testo rilevante. Ecco, cosa ne viene fuori? Certe volte me lo chiedo anch'io, perché dopo tanti anni è difficile
difficile comunque, no? Sintetizzare un po' l'opera di Ossola. Però anche seguendo alcune osservazioni di Mario Prats che fece proprio in seguito a quest'opera, l'autunno del Rinascimento riprende in realtà alcune grandi lunghe ondate del Rinascimento stesso, il classicismo, per esempio, no, l'importanza del classicismo che tu citi è sempre fondamentale per qualsiasi cosa, e anche alcuni aspetti del neoplatonismo, per esempio, che lui rintraccia anche in alcuni trattati d'arte, però con un movimento nuovo, una visione dinamica, una visione di movimento che gli dà un aspetto diverso. Lui cita molto, e poi Mario Prats dopo lui, per esempio, le grottesche, l'introduzione delle grottesche, dei mostri, il nuovo uso dei mostri, ma anche la lettura dei mostri da parte sia dei trattati che della letteratura, gli emblemi, il nuovo uso dell'emblema medievale, come viene detto. Poi ci si riferisce anche alla nuova esplosione, tu citavi il lusso, no? Delle pompe che avviene nel Cinquecento, che viene citato da un altro autore che ha avuto una certa buona importanza per Venezia, William Bausma, no? Lo studioso americano della Venezia del secondo Cinquecento, eccetera. Nuove forme del giardino, ci sono pagine molto interessanti nel Rinascimento su come il giardino viene percepito nella seconda metà del Cinquecento rispetto. E insomma in tutto questo lui e altri autori intravedono una nuova forma di distanziamento rispetto al Rinascimento. Dicono che il Rinascimento stava più coerente con la natura, seguiva più la natura, l'imitazione, invece si assiste a un distanziamento sia dalla natura dall'uomo, no? E dall'uomo, una forma di distanziamento che porta a dei risultati critici diversi, più problematici, più anche malinconici, dice Getto, per esempio. E questo è interessante perché introduce dei filoni un po' diversi e degli esiti diversi sia nella letteratura che nella storia dell'arte. Ecco, queste sono eccetera. Ecco, per citare velocemente Mario Pazza, che però parla dell'autunno del Rinascimento si riferisce il concetto che appunto sta commentando il libro Le idee di Ossola, poco dopo, negli anni 70, il concetto di mimesi dell'arte che imita la natura, predominante nel Rinascimento, postulava in realtà un mondo statico, fissato come nella posa di un arrestati, sei bello. Ma ecco che nel Cinquecento si fece strada l'idea che l'immagine del mondo, se la si considera nello spirito, era tutt'altro che statica, era anzi una continua vicenda. Una continua vicenda, ecco, un grande movimento in cui altri mondi si scoprono, non solo più il mondo della bellezza ma anche il mondo dell'angoscia. Questo lo dice anche William Bausma, che poi ha fatto un altro libro che si chiamava in inglese Waning of the Renaissance, e in italiano è stato tradotto Autunno del Rinascimento, quindi anche lì sovrapponendosi usando uno stile italiano all'origine, eccetera, no? Come il passaggio, Bausma parla del passaggio dal Rinascimento disordinato e creativo al suo tramonto, al tramonto del Rinascimento, come invece ordinato e gerarchico, no? Come quindi un quasi mettere a posto, insomma. Però allo stesso tempo parlando anche di deviazioni, appunto i mostri, i mostri, i colori che cambiano, insomma, tante idee che adesso, ripeto, è difficile mettere a fuoco, ma queste sono alcune delle tematiche importanti. Tutto questo ancora più interessante all'interno di una longue durée dal Medioevo, perché Huizinga viene ripreso, per esempio, nella continuazione, ma anche lì nel cambio, nella continuazione di ideali anche medievali come quelli della cavalleria, come quelli delle crociate, per esempio. Addirittura Huizinga, ripreso da Ossola, ricorda i santi, il culto dei santi del Medioevo, che viene ripreso nella Controriforma, certo con modi e atteggiamenti diversi, però si va addirittura prima del Rinascimento.
Rinascimento, capito? Una connessione interessante, e questa connessione, tra l'altro, e qua mi avvicino a Venezia, scusatemi, ma sono temi, adesso cerco di arrivare a Venezia molto velocemente, questa connessione con Oisinga sul lungo periodo, quindi fra 400, la grande cultura aristocratica del 400 europeo e la seconda metà del 500, Ossola la cita in particolare in un saggio che vi consiglio di leggere, veramente molto bello, che è appunto l'autunno del Rinascimento, dopo l'autunno del Rinascimento, cioè tutta la letteratura critica che ne parlava un po', o anche prima dell'autunno del Rinascimento, che esce, sapete dove, come ultimo articolo del volume della Cini, dei convegni della Cini, Crisi e rinnovamento nell'autunno del Rinascimento, che è un volume fondamentale di storiografia veneziana. Ecco, noi lo conosciamo come volume di storia veneziana, ma c'è quell'ultimo articolo che non ha, Ossola fa una breve introduzione molto interessante e poi fa questa finale di articolo che è poco conosciuto, perché di solito noi studiamo quel volume per i suoi riflessi venezianisti, e che invece è interessantissimo perché ripercorre tutto il concetto di autunno del Rinascimento, richiamando addirittura alcune suggestioni molto interessanti di Benedetto Croce, del passaggio, poi qua dovremmo parlare anche di Controriforma, se dovessimo scendere il campo storico dovremmo riprendere il concetto di Controriforma, ecco, eccetera. Però qui lui appunto riprende questo concetto, riprende Oisinga e nello stesso tempo quindi in qualche modo, saltando dalla sua conclusione, quell'articolo sono poche pagine ma che spiega bene la genesi del concetto da Getto fino al volume su Venezia, che esce nel 1989 se ricordo bene, e tra l'altro apre a questo concetto di autunno del Rinascimento a Venezia, che appunto tutti quanti noi, insomma è un libro che abbiamo sfogliato tutti, anche perché ha una molto importante sezione di storia dell'arte, cioè anzi la maggioranza degli articoli, se non mi sbaglio, sono proprio di storia dell'arte. Ecco. Solo che qua, penso, dopo quello che vi ho detto e ci ripenso anch'io, c'è qualche perplessità, perché quando si affronta Venezia, la longa durée certamente ritorna, perché i temi che troviamo nei protagonisti di quello, il periodo cronologico che Ossola individua in autunno del Rinascimento va dagli anni 40 all'Omazzo, quindi agli anni 90. Però già nel periodo, negli anni 90-91 del 500, quindi soltanto 50 anni, però poi in realtà la cosa nel libro su Venezia si può ampliare. Ecco qua, naturalmente chi sono i protagonisti? Paolo Paruta, no? Che rilancia e rivede il mito veneziano, Celio Magno e Luigi Grotto, la nuova generazione di letterati che porta al neopetrarchismo, naturalmente Daniele Barbaro, tutta la nuova stagione filosofica di Daniele Barbaro, per citare, non so se c'è ancora, a un certo punto Ossola cita Palladio, dice magari facciamo finire l'autunno del Rinascimento con la morte di Palladio. Ecco, vedi che almeno un architetto viene fuori. Eccoci qua. E poi aggiungo io Francesco Sansovino. Francesco Sansovino non c'è in quel libro lì, però mi sembra un grande protagonista della Venezia dell'autunno del Rinascimento e viene citato a tutti noi. E poi più avanti forse si può arrivare fino a Paolo Sarpi, si può arrivare all'epoca cosiddetta dei giovani. Ecco. Quindi questo concetto di autunno del Rinascimento un po' cambia, diventa attraverso tutte le varie testimonianze, soprattutto a partire dal primo saggio che come sapete è uno dei più grandi saggi di Gaetano Cozzi, Venezia Regina, sembra assumere un connotato un po' meno tramonto e più un concetto, difatti il titolo dice crisi e rinnovamento, di rilancio, perché la Venezia invece secondo 500 sembra invece la Venezia di Paolo Paruta, la Venezia neutrale che cerca la pace, la Venezia dell'onore che deve essere mantenuto come grande virtù civile e portata nel governo, secondo sempre lo stesso Paruta. Ecco, la Venezia nuova trionfante degli affreschi di Palazzo Ducale, Giorgio, e la Venezia di Lepanto, eccetera. La Venezia poi più tardi dei giovani che vogliono rilanciare un attivismo internazionale più forte, più sentito della Serenissima, eccetera. La Venezia
e qua ritorno a voi, vi rilancio la palla perché è un autore che nel libro del 91 trionfa, ma che qui appunto non è praticamente esistito, La Venezia di Paolo Veronese. Di Paolo Veronese, che nel libro della crisi è assolutamente dominante. Ne parla subito Cozzi, ne parlano poi, cosa c'è? Rarick, la Tracy Cooper, Lionello Puppi. A proposito, Paolo Veronese, architetto, no? Degli affreschi San Sebastiano, ne parla Rarick, c'è anche Tiziano Pignatti, c'è quell'articolo su Vittoria e Veronese, cioè Veronese praticamente insieme a Paruta sono i due grandi protagonisti di quel volume sull'autunno del Rinascimento. E Paolo Veronese invece qua a me sembra che, a parte una piccola citazione tua di oggi, sia stato completamente assente, quindi questa è una grande diversità rispetto al manierismo. Paolo Veronese ritorna in campo alla grande. E tra l'altro lo stesso Ossola, molto interessante, metteva nelle immagini del suo primo autunno del Rinascimento del 1970 la dialettica di Veronese della sala del collegio con la tela del ragno, no? E l'osservazione della tela del ragno, della dea che osserva la dialettica, che osserva la tela del ragno, che però col suo sguardo, questo per indicare un po' cos'è l'autunno del Rinascimento, non si concentra sul centro della tela e sulle varie ramificazioni, ma sembra andare oltre, dice Ossola come metafora, sembra guardare più distante, andare oltre la natura, andare oltre l'individuo, andare oltre l'osservazione dell'arte e delle cose come le abbiamo viste noi finora. Ecco, e quindi in base a questo lui aveva probabilmente promosso questo nuovo focus su Paolo Veronese che mi sembra negli studi manieristici invece fosse stato totalmente assente. Ecco, quindi il manierismo, quindi distacco, malinconia, inquietudine, tramonto, l'autunno, anche visto però nel caso veneziano come un momento di bellezza e di rilancio, le foglie che scendono dagli alberi e creano poi il futuro rinascere primaverile, eccetera, i colori, no? Anche Oisinga parla molto dei colori e si potrebbe aprire un discorso interessante. Ossola alla fine di questo articolo, e vorrei concludere perché così mi riallaccio al manierismo, a proposito avevo scritto qua madrigale perché mi chiedevo se in questo periodo appunto che gli storici della letteratura vedono più come, non come manierismo ma come storico dell'arte, anche queste evoluzioni musicali si potevano inserire più facilmente. Ecco, mi ero messo una nota qua, te lo pongo come inquietudine. Volevo finire velocemente, scusatemi, mi sono prolungato molto, ma penso che ne valesse la pena anche per parlare del discorso di Venezia proprio. Una breve Ossola, non parla tanto di manierismo ossolano ogni tanto, ma non tantissimo, però cita e dice, sono conclusioni che facciamo nostre, un'interessante citazione di Eugenio Battisti, anche questa molto vecchia, del 1983, che appunto dice Ossola fa suo, quindi la sente, diciamo, vicina al suo pensiero. Forse l'uso del termine manierismo è ormai inutile, 1983, ecco. Ma il quadro che è nato studiando il Cinquecento sotto una nuova ingolatura è destinato a rimanere e ad arricchirsi ulteriormente, il quadro che è nato. Più tardi ha aggiunto, dentro il cassetto manierismo, come un cassetto dove si mettono le cose, è nata alla fine una tremenda confusione che si risolverà soltanto fabbricando altre scatole critiche e attaccando ad esse altri cartelli, nuovi cartelli. È verissimo, oggi la confusione è grande. Nella scatola manierismo troviamo il desiderio di riforma religiosa, la più spavalda sensualità, l'eleganza della corte e il grottesco contadino, i sogni profetici e gli imbrogli, il parmigianino ed il folengo, Tiziano e Tintoretto, Tiziano anche, l'illustrazione scientifica e del teatro. Ahimè, la complessità non è riducibile a priori, specialmente quando si parla del Cinquecento, secolo che fu emblematicamente labirintico. Grazie. Sì, grazie. Allora, io
ho parlato del madrigale in questo seminario per mera coincidenza cronologica, nel senso che mi ricollego a quanto diceva Hopkins poco fa. Io mi occupo di storia della musica, la storia della musica parimenti alla storia dell'architettura non accoglie, non contempla l'idea di un manierismo musicale, e mi viene da dire per fortuna, dal momento che, essendo molto recente la storiografia musicale, va molto a traino della storia dell'arte, si appropria delle etichette, spesso molto di comodo, più in senso cronologico che stilistico, e quando in senso stilistico in modo abbastanza superficiale. Dunque, per quanto si sia tentato di introdurre un manierismo musicale negli anni 50, fine 40, inizio 50 del Novecento, la cosa non ha preso piede, cosa che invece è successa per Barocco, e stiamo ancora cercando di smantellare questa insomma, deleteria appropriazione di un'etichetta che ingenera più confusione che quanto, insomma, cerchi invece di risolverla. E dunque sì, quello che diceva Hopkins riguardo all'architettura è assolutamente pertinente anche per la musica, e quelle poche affinità stilistiche che ho messo in luce a proposito del madrigale, che comunque non è identificabile in un genere, ma è proprio un genere che fa della libertà e della deroga la sua caratteristica principale, sono stato ben lungi dal, come dire, ascriverle a delle necessità spirituali, vale a dire sono delle affinità superficialmente identificate, ma ci si potrebbe interrogare a lungo se corrispondono alle medesime necessità che portano gli artisti a fare alcune cose, e questo credo sia un approccio sensato non soltanto per il manierismo presunto tale, e anche per, insomma, altri eventuali periodi. E dal momento che Hopkins citava la necessità di redigere dei manuali e dunque di dedicarsi a comunicazione e didattica dei nostri campi di studio, mi ricollego anche a quanto detto da lei, chiedendomi una cosa che mi chiedo spesso e che spesso mi mette anche in un certo disagio, e perdonatemi se la metto in questi termini, ma che cosa ce ne facciamo di questa etichetta, se tutto quel che facciamo è rivolto a in qualche modo giustificarla, e siamo tutti molto consapevoli della storicità delle etichette, l'ha detto lei benissimo poco fa. E dunque, quando si tratta di comunicare o di fare della didattica, non è forse il caso di ritornare sulle opere su una sana cronologia, geografia peraltro, dal momento che non è mai tutto assimilabile a livello cronologico né tantomeno geografico. Ecco, nella storia della musica questo è un problema sentito, anche se non molto dibattuto. Mi fa piacere capire che lo è anche nella storia dell'arte, quindi mi sembra ci sia una sorta di comunanza, ecco, in questo. Non avevo altro da aggiungere, non so se ho risposto alla sua domanda. Non c'è un genere del madrigale. Questo? Quello che citavo di Venezia, di Morelli. Sì. Non rivolto al manierismo, ma autunno del Rinascimento sì. Quindi magari la invito a leggerlo, perché manierismo no, sì, però autunno del Rinascimento sì, c'è un capitolo proprio del libro che parla di musica, sì, che consiglio comunque di vedere, perché magari poi non è d'accordo, però c'è un musicologo che partecipa al volume, quindi se partecipa immagino, esatto, sì, appunto, il più grande musicologo veneziano, se non uno dei più grandi italiani. Quindi comunque conviene guardare, perché se immagino io ho partecipato al convegno vuol dire che una qualche empatia per il concetto di autunno del Rinascimento ce l'aveva, insomma, ecco. Poi dopo magari lei non è d'accordo, però consiglio della lettura dell'articolo. Giorgio. Eccomi, sono più confuso di prima. Mi sentite? Lo credo. Avevo un'idea, ci ho messo anni per smantellare l'utilità del termine manierismo, quindi adesso, nel senso, per giustificarlo in maniera scientifica, quindi non starò a ripetere quello che forse ho già cercato di dire. Partendo da quello che ha detto Guillaume, che saluto, visto che non lo vedo da un po', ho seguito con molta attenzione quello che hai detto, ma fondamentalmente condivido tutto
i principi fondanti del tuo discorso. Per precisare la querel sul termine crisi, credo che, non so se faccio giustizia a quello che tu volevi dire, ma fondamentalmente il nocciolo della questione è che si ricorre al termine crisi in associazione al manierismo per identificarlo, cioè per dire che cos'è il manierismo, ma crisi implica una negativizzazione, cioè non nel senso qualcosa che è visto negativamente, ma la negazione di qualcosa o qualcosa che va contro qualcos'altro, perché la crisi vuol dire discontinuità, ecco, negazione in questo senso, quindi forse era questo che devi dire. Ed è vero che a Venezia si intende sempre crisi in associazione al manierismo perché è considerata una cosa non veneziana e quindi è crisi dell'identità veneziana, cioè discontinuità con una tradizione che c'è prima, che è un discorso che si potrebbe a sé, che probabilmente necessiterebbe di un'altra finestra su che cos'è la tradizione artistica veneziana nel Cinquecento. Cito solo il libro di Tom Nichols su Tiziano, in cui Tiziano aveva proposto come colui che uccide la tradizione veneziana, che è un punto molto controverso, secondo me, tanto per fare un esempio. Quindi questo per quanto riguarda la crisi. Concordo sul fatto che il manierismo, il dibattito sul manierismo è fondamentalmente un dibattito sulla storia dell'arte, cioè lo è diventato inevitabilmente. E la questione terminologica è sempre stata fondamentale e anche Sherman partiva da quello, solo che ha ancora più scombinato tutto proprio perché ha fatto l'esatto opposto di quello che è appena stato detto da Mauro, cioè ha universalizzato e massimizzato geograficamente e cronologicamente una categoria che di fatto è difficile da pinpoint, da identificare, afferrare. Sì, sì, da introdurre, insomma, perché di fatto se il punto è che il manierismo è fondamentalmente una estremizzazione dell'interpretazione personale di quello che prima viene considerato un canone, e possiamo obiettare sul fatto che questo accada veramente nel Cinquecento, ma più o meno questo è quello che il manierismo intende, allora è ovvio che è difficile usare lo stesso termine in maniera equivalente per quello che succede nell'architettura inglese della fine del Cinquecento o quello che succede nella Francia di metà del Cinquecento, che è quello esattamente che ha fatto Sherman, facendo ancora più confusione rispetto a prima, secondo me. Quindi andando incontro a un'esigenza fondamentalmente di semplificazione. Quindi il punto fondamentale del tema manierismo, e che concordo con Stefania, è fondamentalmente inutile, cioè va bene invece nel momento in cui vogliamo parlarne per fare dibattito sui grandi sistemi di movimento culturale come la posti Matteo, salvo che secondo me l'autunno del Rinascimento non corrisponde a quello che gli storici dell'arte intendono con manierismo, perché manierismo è un tentativo che è stato fatto in quel momento dagli storici, ma gli storici dell'arte non usano manierismo in quel senso, continuano a usarlo per riferirsi principalmente a un movimento culturale, ed è una cosa molto diversa. Anzi, l'idea di crisi legata al manierismo, come si era intesa all'inizio con Hauser e via cantando, era proprio il manierismo era legato a quello, alla crisi nel senso di autunno del Rinascimento, ma è proprio quella visione del manierismo che è stata abbandonata dalla storiografia degli ultimi 20-30 anni probabilmente, e ormai si è appiattito sulla definizione di un movimento che identifica i pittori fiorentini degli anni 20-30, il secondo manierismo invece è i pittori romani, bla bla bla, poi c'è il manierismo a Venezia uguale crisi. Insomma, questo è come la vedo io, ed è per questo che come Stefania dico basta tutto sommato parlare di manierismo, ed è qui che entra il cortocircuito. E nel mio intervento avevo cercato di non parlare di manierismo, ma cercare di parlare di maniera, perché maniera è il vero termine che ha provocato il problema di traduzioni. In inglese ha tradotto style, a noi italiani maniera tradotto style non ci piace, per esempio. Il termine però è italiano, quindi come la mettiamo? In più aggiungo un'altra cosa, che il manierismo esiste già nel 600 e nel 600 è visto come cosa negativa di fatto.
Quindi viene visto proprio, c'è un qualcosa evidentemente che esiste, va bene? Il problema è come chiamarlo. Cioè c'è una differenza tra un concetto o una tecnica artistica nel 500 inoltrato rispetto a quello che c'è prima. Però sta nella normalità delle cose, cioè non vedo questa grande sensazione riguardo al fatto che nel 500 le cose non sono più classicizzanti come lo erano prima. Sono comunque classicizzanti, come ha detto giustamente Andrew, perché tutto quello che noi conosciamo nel 500 è iperclassicizzato, ancora più di quello che c'è nel 400, secondo me. Quindi di fatto, chiudendo, sono più confuso di prima se devo stare come dire, a commentare tutto quello che è stato detto. Secondo me, mettendo insieme tutto quello che è stato detto, viene fuori un quadro composito dove ognuno prenderà la sua posizione. La mia continua a essere quella che ho cercato di esprimere, non so in maniera quanto chiara, anche perché dentro il tubo catodico grande così del mio monitor non è che riesca, come dire, non mi trovo molto a mio agio e mi stancano anche gli occhi. Comunque, insomma, spero di aver detto qualcosa di intelligente, forse, non so. Un po' cosa ne pensate. Grazie Giorgio, grazie. Io non so se c'è qualche osservazione da parte del pubblico. Siamo tutti stanchi e anche soddisfatti. Bene, quindi io ringrazierei Guillaume e tutti quanti i relatori che sono intervenuti alla tavola rotonda, naturalmente anche chi è intervenuto a distanza. Grazie Giorgio, grazie Andrew, che non credo sia più online, ma non è un problema, lo salutiamo lo stesso e ci diamo appuntamento al prossimo anno con un tema, speriamo, forse meno cervellotico. Grazie di tutto.